Estate, tempo di vacanza, e quando si è in vacanza si dividono emozioni, ci appassioniamo davanti a dei bei paesaggi o vediamo i tramonti, il sole che fa capolino magari dietro le montagne. E quale modo migliore di condividere questo se non indicando e condividendo con qualcuno quel paesaggio, quel movimento, quel tramonto? E lo abbiamo sempre fatto scrivendo e cercando le cartoline che potessero riassumere il significato e i sentimenti della nostra vacanza. La spedizione di una cartolina infatti sembra un po' cosa degli anni passati, però in realtà non è così. Infatti pensate che qui a Valgrande, ma soprattutto a Runzi, abbiamo ancora le cartoline di Runzi e di Bagnolo di Po, che noi regaliamo ai nostri ospiti proprio perché possano trasferire i loro sentimenti e possano portare Runzi in giro per l'Italia. Ma quando i nostri ospiti compilano la cartolina, vedo che scrivono nell'indirizzo, o meglio nella parte della cartolina destinata all'indirizzo, sempre noi dobbiamo mettere un numerino che è il CAP, cioè il codice di avviamento postale. Una particolarità legata al CAP è il fatto che questo numero, pensate, è stato introdotto dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni per facilitare lo smistamento della corrispondenza. Infatti il CAP è un numero che nella prima parte identifica l'area geografica a cui appartiene. Nella seconda parte, quindi nelle ultime 3 cifre, ci dice se la cartolina o la lettera dovrà essere consegnata in una città o in una zona un po' più decentrata. La particolarità poi è un'altra curiosità, è data dal fatto che la provincia di Rovigo come CAP non appartiene al Veneto ma appartiene all'Emilia Romagna. E un'ultima cosa che vi voglio dire legata al CAP è che, pensate, è stato introdotto in Italia il 1° luglio 1967. E voi questo lo sapevate?